sei santo, santo, nessuno è come te. Tu sei santo, santo, gloria ed onore a te. Tu sei santo, santo, nessuno è come te. Tu sei santo, santo, gloria ed onore a te. Io canterò le tue lodi, sempre ti adorerò. Davanti al trono io mi prostrerò, perché appartengo a te. Tu sei santo, santo, nessuno è come te. Tu sei santo, santo, gloria ed onore a te. Io canterò le tue lodi, sempre ti adorerò. Davanti al trono io mi prostrerò, perché appartengo a te. Davanti al trono io mi prostrerò, perché appartengo a te. Buongiorno a tutti, belli e brutti. Vogliamo pregare un momentino? Signore nostro Dio, siamo davanti alla tua parola. Io ho una figlia di 8 o 9 anni e un giorno in ottobre, dopo che tuo figlio è tornato a frequentare le lezioni di scuola, a casa una sera lui o lei ti fa la domanda: mamma o papà, sai che siamo venuti o evoluti dalle scimmie? Non sapevi? La nostra maestra a scuola ci ha insegnato proprio così. Cosa faresti? Genitori, se non avete mai pensato cosa faresti, dovete pensare e come. Dovete pensare e come. Perché prima o poi il problema si presenterà. E se i nostri figli o figlie dovessero accettare e credere in queste bugie e falsità, significherebbe che con ogni probabilità avranno un problema serio nel credere nella Bibbia e nell'insegnamento biblico. O la Bibbia è parola di Dio, è verità assoluta in ogni cosa, o il cristianesimo e quello in cui noi crediamo crolla. Non si può avere uno senza l'altro.
Allora cosa possiamo e dobbiamo fare per aiutare i nostri figli di affrontare, di non essere ingannati? Però viene insegnato come se fosse scienza vera e verità assoluta da essere accettata senza scrupoli. Prima di tutto dobbiamo insegnare ai figli quello che la Bibbia dice e poi spiegargli cosa significa quello che la Bibbia dice e quello che non dice. Di vari argomenti scientifici, a loro livello ovviamente, che mettono in grande crisi il concetto dell'evoluzione. Per esempio, la mancanza degli anelli mancanti che collegano una specie a un'altra nel cosiddetto processo dell'evoluzione. Non ci sono questi anelli mancanti. Poi anche il fatto che l'evoluzione è una violazione della legge o delle leggi della termodinamica, in cui un sistema organizzato va sempre verso un sistema meno organizzato e mai al contrario. Poi il fatto che un animale che nasce con una macromutazione, proprio il metodo che loro dicono che si va da uno all'altro, che il fatto che un animale che nasce con una macromutazione in 99,9,9 se vogliamo dire, per cento dei casi, quell'animale muore alla nascita e quella macromutazione non aiuta l'animale a sopravvivere quando avviene un grande cambiamento nella natura, eccetera. Potrei darvi qualche esempio di una cosa assolutamente assurdo. Se i nostri figli conoscono bene quello che la Bibbia dice della creazione e comprendono bene gli argomenti scientifici contro la teoria dell'evoluzione, allora possono affrontare l'argomento dell'evoluzione con certezza quando viene presentato dagli insegnanti della scuola. Però dobbiamo aiutarli ad essere pronti quando arriva il momento. E arriverà prima o poi. Non c'è una scuola pubblica in Italia o in America che non insegni queste cose, purtroppo. Nel primo secolo l'Apostolo Pietro non ha dovuto affrontare la menzogna dell'evoluzione, no, questo è arrivato con qualcun altro. Non ha dovuto affrontare quella menzogna nelle chiese, ma invece ha dovuto affrontare un altro tipo di menzogna che esisteva nelle chiese di allora, che era ben diversa in contenuto, ma simile nel modo che il problema veniva affrontato. Come noi genitori dobbiamo preparare i nostri figli ad affrontare l'inevitabile insegnamento dell'evoluzione nelle scuole. Anche Pietro ha dovuto preparare i credenti nel primo secolo per affrontare un insegnamento falso, molto pericoloso, che stava girando fra le chiese. Uno dei motivi principali perché Pietro scrisse la sua seconda lettera era proprio per avvertire i credenti a cui stava scrivendo del grande pericolo di certe persone che viaggiavano fra le chiese o che sorgevano dal di dentro delle chiese, le quali insegnavano e vivevano una vita libertina. Tutto è valido, possiamo fare tutto, libertina. Libertà in tutto. Pietro descrive questo pericolo enorme nei primi 3 versetti di capitolo 2. Non vi è dato, diciamo, se voi riuscite a mettere primo Pietro o secondo Pietro 2, i primi 3 versetti, ascoltiamoli. Pietro, però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi, falsi dottori,
che introdurranno occultamente eresie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha riscattati. Si atterreranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e immoralità. E a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia, cioè immoralità, vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Se queste persone dovessero essere ascoltate, seguite, limitate, le conseguenze della vita dei credenti sarebbero state disastrose. La loro crescita spirituale e il loro rapporto con Dio sarebbero messi in forte pericolo. Perciò Pietro scrisse questa lettera anche per ricordare e per stimolare i credenti di impegnarsi diligentemente a crescere nella loro conoscenza di Dio e nel loro cammino con Dio, sapendo del grande pericolo di essere ingannati da questi falsi dottori, di venire meno nella fede se uno non cresce spiritualmente o seriamente nella sua conoscenza di Dio, nel suo cammino con Dio. Pietro nella prima parte di capitolo 1 sprona i credenti a cui sta scrivendo ad impegnarsi ardentemente a crescere, a maturarsi nella loro fede, nel loro cammino con il Dio vivente. Vogliamo leggere da 2 Pietro, capitolo 1, i primi 11 versetti. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicati nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita, la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che nel mondo è a causa della concupiscenza. Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, e alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri, o forse meglio tradotto, né inutili, né sterili, nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi, cioè datevi da fare, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione e elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Pietro in questi versetti prima spiega le risorse che Dio ci ha dato per crescere in Lui e poi spiega cosa dovremo fare
per poter crescere in Lui. Allora, prima domanda, quali sono le risorse che Dio ha dato a noi per facilitare la nostra crescita? Tutte le cose che riguardano la vita e la pietà. Come dice il versetto 3, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita, la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Allora, quali sono le risorse che Dio ha dato a noi per facilitare la nostra crescita spirituale? Pietro dice che Dio ci ha dato tutte le cose che riguardano la vita e la pietà. Ma quali cose? La sua parola, la preghiera, la persona dello Spirito Santo, una famiglia spirituale, cioè la Chiesa, con fratelli e sorelle in Cristo, il discernimento, le prove, la sua grazia e misericordia, il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato, eccetera, eccetera, eccetera. E poi Pietro aggiunge che Dio ci ha dato tutto questo mediante cosa? Mediante la conoscenza di Lui, di Gesù. L'Apostolo Paolo in Colossesi 2, 2 e 3 dice più o meno una cosa molto simile. Cioè, affinché siano consolati i loro cuori e uniti mediante l'amore, siano dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza, della conoscenza sono nascosti, cioè in Gesù. Perciò crescendo nella nostra conoscenza e nel nostro rapporto con Gesù, e mettendo in pratica la nostra conoscenza, cresceremo nella nostra fede e col tempo diventeremo persone maturi spiritualmente. Poi a queste risorse che Dio ci ha donate, Pietro aggiunge le sue promesse preziose e magnificenti. Versetto 4. Attraverso questi ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Ma quali promesse? Sono tante. Sapete che nella Bibbia, secondo uno studioso, io non ho mai contato, non ho tempo per fare quello, ma secondo uno studioso che lei ha contato, troviamo 7.487 promesse che Dio ha fatto agli uomini. Ovviamente non tutti sono applicabili diciamo, a noi, ma moltissime fra queste promesse, migliaia, sono per noi. Promesse come non da leggere nello spirito della vostra mente e a rivestire cosa? L'uomo nuovo. Rivestire l'uomo nuovo che è creato ad immagine di Dio, nella giustizia, nella santità, che procedono dalla verità. Che diventiamo sempre più come Gesù, come Dio. Almeno come dovrebbe funzionare così. Perché Dio ha dato queste risorse a noi? Un secondo motivo è perché sfuggiamo alla corruzione che è nel mondo per mezzo della concupiscenza. Non siamo esenti dalle prove o dalle tentazioni, ma abbiamo le promesse dateci da Dio per aiutarci ad essere vittorioso in ogni prova, in ogni tentazione. Come dice in 1 Corinzi 10, versetto 13, nessuna tentazione vi ha colto che non sia stato umano, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre la vostra forza, ma con la tentazione vi darà anche una via di uscirne, affinché lo possiate sopportare. Ma se dovessimo cadere nella tentazione e pecchiamo, come succede a tutti, Dio provvede anche un modo per essere perdonato dal nostro peccato e restaurato nel nostro rapporto con Dio. Come dice 1 Giovanni
1:9. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Però se confessiamo i nostri peccati. Ma una volta che Dio ci dà vita e ci fa diventare partecipi della sua natura divina, Egli non vuole che restiamo lì come bambini nella fede, vuole che cresciamo spiritualmente. Allora, come riusciremo a crescere nella nostra vita spirituale, nella nostra pietà e sfuggire alla corruzione del mondo? Qual è la nostra responsabilità? Qual è la nostra responsabilità nella crescita spirituale? La crescita viene da Dio, però qual è la nostra parte, la nostra responsabilità nella crescita spirituale? Pietro ci spiega facendo capire cosa dovremmo fare qui. Allora, qual è la nostra responsabilità nella crescita? Guardiamo ancora versetto 5 a 7. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra, ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. Se vogliamo crescere spiritualmente, Pietro è molto chiaro, dobbiamo mettere tutto il nostro impegno, dobbiamo darci da fare, dobbiamo impegnarci al massimo, dobbiamo essere diligenti a lavorare sodo per perfezionare vari aspetti del nostro carattere. Per esempio, dice qui la nostra fede in Dio. Aggiungete, diciamo, alla vostra fede in Dio. Ma con fede in Dio, lui non sta parlando qui della nostra dottrina in cui crediamo, ma invece sta parlando della nostra capacità di mettere la nostra totale fiducia nella bontà di Dio, nella sovranità di Dio, in ogni situazione, nella onnipotenza di Dio, nella guida saggia e benevola di Dio, in ogni aspetto della nostra vita. Domanda: è facile questo? Ovviamente no. Domanda, di nuovo: c'è spazio nella tua vita per crescere ancora in questo aspetto del tuo carattere? Seconda aspetto nella nostra vita, la virtù, o forse è meglio, più facile spiegare come l'eccellenza morale. Qui Pietro sta parlando del nostro rapporto con il peccato, delle strutture nella nostra vita che facilitano il peccato. E l'Apostolo è molto chiaro, dobbiamo lavorare per diventare puri, con una moralità eccellente, virtuosa e impeccabile, siano nelle nostre azioni, siano nei nostri atteggiamenti, e direi specialmente nei nostri pensieri, dove tutto inizia, proprio con i pensieri. Come Lutero ha detto, non posso bloccare le rondini, cioè i pensieri che volano, non possono proprio che bloccare questi rondini o pensieri da volare sopra la mia testa, ma posso bloccarle dal fare un nido nei miei capelli. Domanda: c'è spazio nella tua vita per crescere ancora in questo aspetto di purità, di eccellenza morale nel tuo carattere? C'è nel mio sicuro. Poi la conoscenza. Pietro qui non sta parlando primariamente qui della nostra conoscenza di dottrine bibliche o di teologia, ma della nostra conoscenza intima della persona di Dio stesso. Non possiamo conoscere Dio se non passiamo del tempo con Lui. Vi do un'illustrazione un po' interessante. Alla cena romantica,
di qualche anno fa lì a Trieste, durante uno dei giochi fatti con le coppie, ho fatto questa domanda. Quanto bene conosci la tua sposa o il tuo sposo? Seguito con delle domande per scoprire quanto bene la conoscevo veramente in riguardo alle sue preferenze. Cioè, quale misura di scarpa, diciamo, quale numero di scarpe porta tuo marito, tua moglie? Quale misura di cintura ne ha? O qual è il suo colore preferito, il suo fiore preferito? E diverse altre cose simili, semplici, qualcuno forse un po' più complicato. E delle volte era quasi imbarazzante scoprire quanto una persona non conosceva la semplice preferenza del suo partner. La mia domanda a te stamattina è questa. Quanto bene conosci il tuo sposo spirituale, cioè Gesù Cristo? Conosci i suoi pensieri, i suoi desideri per te? Lo conosci in modo tale che lui si sente libero di fidarti i suoi segreti? Domanda, c'è spazio nella tua vita per crescere ancora in questo aspetto del tuo carattere? Poi aggiunge l'autocontrollo. Qui Pietro sta parlando della nostra capacità di gestire o tenere sotto controllo quello che esce dalla nostra bocca, anche in momenti di tensione e pressione, e specialmente della nostra capacità di tenere sotto controllo i nostri appetiti e i pensieri che passano per la nostra testa. Qualcuno di voi avrà sentito questa illustrazione, però lo ripeto perché dice abbastanza chiaramente. Prima della mia conversione, la mia bocca non era molto pulita. Anzi, mi imbarazzo a dirlo, però usava quasi ogni parolaccia nella lingua inglese. Poi mi sono convertito a 20 anni all'università. Circa un anno dopo, ci voleva un anno per mettere il dito proprio sulla piaga, mi ha fatto vedere, diciamo, nei versini 4 e versini 5, certe parole non si usano. Ok. E ho smesso di usare parolacce quasi istantaneamente. Più di 20 anni sono passati e nessuna parolaccia è uscita dalla mia bocca fino ad un giorno che stavo circa mezz'oretta nord di qui, stavo pescando sul fiume Ledra, a Buia. Cosa è successo? Con la frusta, quella è una cosa con una mosca artificiale, una tecnica ben particolare, e avevo cercato c'era questa trota che volava sempre, e era molto bello, e provava diverse mosche che aveva, nessuna funzionava. Un'oretta, ho messo un'altra, ho legato un'altra mosca, l'ho messo là. Boom, ha beccato subito, però, diciamo, ovviamente avrei dovuto cambiare l'ultima parte del filo, perché ormai si è rotto, però meno male, ne ho ancora una mosca uguale nella mia propria scatola. E diciamo, ho poi aggiunto un altro pezzo più lungo, nuovo, allora questa volta non mi romperà. E l'ho messo bene. La nuova proprio, l'ultima esemplare, diciamo, della mosca, l'ha legato molto bene, questa colla tu sei mia. L'ho fatto bene, lanciata perfettamente. Tutto un tratto, un colpo di vento ha alzato la mosca e l'ha messo dentro un albero nell'acqua, che era proprio dove l'acqua era così profonda. Una parola, boom, uscita fuori dalla mia bocca. Da 20 anni non avevo usato quella parola. Signore, caspita. Perdonami. Grazie a Dio che c'è 1 Giovanni 1,9, se confessiamo i nostri peccati. E per molti anni dopo, nessuna parola
parolaccia è uscita fuori dalla mia bocca. Poi sono arrivati i figli. E quando erano piccoli erano abbastanza facili di gestire. Quando il maschio è diventato adolescente e cominciava a sfidare la mia autorità in faccia mia, di nuovo ho dovuto una nuova lezione di autocontrollo, anche con la bocca. Domanda: c'è spazio nella tua vita per crescere ancora in questo aspetto del tuo carattere? Poi aggiunge all'autocontrollo la perseveranza, pazienza o perseveranza, meglio dire proprio perseveranza qui. Qui Pietro sta parlando della nostra capacità di non mollare, ma di continuare a seguire e ad ubbidire Gesù, anche quando non è facile e quando è pericoloso farlo. So che quando uno guarda alla mia forma rotonda, piuttosto rotonda adesso, è difficile per voi credere o pensare che quando avevo circa 15 anni facevo parte della squadra di atletica leggera della mia scuola superiore e facevo gare di corsa per la mia scuola proprio nella corsa della distanza di 4 chilometri. Io, no, non ero rotondo, era piuttosto snello in quel momento. È una cosa, vi dico, è una cosa correre per 1 chilometro o 2 chilometri alla velocità più rapida che puoi, ma è tutta un'altra cosa correre 4 chilometri alla velocità più rapida che riesci ad andare. Già dopo il primo o il secondo chilometro, il tuo corpo ti sgrida e ti grida: fermati! Perché vuoi farti così ancora male? Figuriamoci cosa grida il tuo corpo dopo 3 chilometri e mezzo, ancora mezzo chilometro da fare. Per finire i 4 chilometri hai proprio bisogno di perseveranza in mezzo alle difficoltà. E hai dolori, i dolori ci sono. E anche a ragionamenti fortemente contrari a quello che stai facendo. Perché stai facendo questo? Stai soffrendo, è stupido, è ridicolo. Perché vuoi ammazzarti in questo modo? Nel nostro cammino spirituale con Dio c'è un grande bisogno di perseveranza, altrimenti come finiremo il nostro cammino? Domanda: c'è spazio nella tua vita per crescere ancora in questo aspetto del tuo carattere? C'è nella mia? Poi la pietà. Qui Pietro non sta parlando di misericordia, come spesso sentiamo nella Chiesa romana. Signore, abbi pietà. No. Invece qui Pietro sta descrivendo una qualità nella vita del credente che assomiglia sempre più al carattere di Gesù o di Dio. Cioè, secondo il testo qui, Pietro sta dicendo che più vecchio che diventiamo nel Signore, più che dovremmo somigliare a Gesù nel nostro carattere, nel nostro modo di comportarci con altri. Domanda: c'è spazio nella tua vita per crescere ancora in questo aspetto del tuo carattere? O sei già arrivato, già sei come Gesù? Io ho ancora un bel po' da fare. Poi aggiunge l'affetto fraterno. Qui Pietro sta parlando del nostro affetto, del nostro amore verso e per i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo. Tu sei in perfetta armonia con ogni credente che conosci, ogni fratello e sorella? O c'è qualche volta che c'è spazio nella tua vita per crescere ancora in questo aspetto del tuo carattere?
E poi a questo aggiunge l'amore. L'amore di cui Pietro fa riferimento qui è l'amore per tutti, non credenti inclusi. È facile amare persone nel mondo che fanno domanda, è facile amare persone nel mondo che fanno cose orrende o che propongono e spingono per realizzare valori nella società completamente contrari a quella che crediamo noi? Domanda, Gesù amava questo tipo di persone? Amava Gesù anche Giuda Iscariota, che l'ha tradito? Se vogliamo amare come Gesù amava, allora cosa significherà questo per noi? C'è spazio nella tua vita per crescere ancora in questo aspetto del tuo carattere? Perché Dio vuole che ci impegniamo seriamente a perfezionarci in questi aspetti della nostra vita? Per quale motivo? Leggiamo ancora versetto 8 fino ad 11. Versetto 8. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri, o meglio dire, né inutili, né sterili, nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco, oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Pietro ci spiega in questi versetti che se questi attributi sono presenti in noi e stiamo crescendo e maturando in essi, allora questi attributi in noi ci renderanno o ci rendono utili e fruttiferi nelle vie di Dio. Versetto 8 di nuovo, perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né inutili né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. La parola in greco, tradotta qui nella vostra edizione, pigri, è la parola argos, che può essere tradotta pigri, ma in questo contesto è meglio tradotto inutile, o inutili, cioè inutili per il regno. Allora quello che Pietro sta dicendo qui è se questi attributi menzionati qui sopra sono presenti e crescenti in noi, allora non ci renderanno né inutili né sterili, ma invece ci renderanno importanti da giocare nella squadra del Signore. Forse non sarai il capitano della squadra o l'attaccante con il numero 10 sulla maglia, ma avrai un ruolo nella squadra molto utile e importante, e senza di te la squadra del Signore sarebbe indebolita. Saremo utili e fruttiferi nelle vie. Tu sarai non soltanto utile alla squadra, ma anche fruttifero. Questo significa che quello che fai e che farai per la squadra del Signore porterà frutto, non soltanto nel tempo, ma anche per l'eternità. Saremo utili e fruttiferi nelle vie di Dio e per il suo regno. In più, Pietro dice, se questi attributi sono presenti in noi e stiamo crescendo e maturando in essi, allora questi attributi ci proteggono dall'essere ciechi o miopi spiritualmente. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dei suoi vecchi peccati. Però se queste cose sono in noi e abbiamo queste cose in noi, non saremo ciechi o miopi. Pietro qui sta dicendo che un credente che non ha questi attributi nella sua vita o che non sta crescendo in questi attributi è cieco oppure miope, spiritualmente parlando.
cioè non riesce a comprendere e a giudicare spiritualmente e biblicamente situazioni compromettenti e pericolosi davanti ai suoi occhi o che attraversano il suo sentiero, come succederà in capitolo 2, come lui dice dappertutto in capitolo 2. Invece, se questi attributi sono presenti e crescenti in noi, allora per mezzo di essi, in noi, Dio ci illumina i nostri occhi spiritualmente e ci rende consapevoli e attenti alla pericolosità di queste situazioni compromettenti. E Dio, per mezzo di essi, ci protegge dall'essere ciechi o miopi, spiritualmente parlando. Quando io avevo circa 43-44 anni, diversi anni fa, tutto a un tratto cominciavo a avere difficoltà a leggere dalle scritture o da qualunque libro, qualunque altro libro. Per me era una cosa strana, non riusciva. E quando ho menzionato la mia perplessità agli amici, uno di loro mi ha chiesto quanti anni avevo. Io ho detto, super giù, 43-44, se non mi ricordo. E poi subito mi ha detto, sorridendo, Davide, vai a comprarti un paio di occhiali. A una certa età, la maggior parte delle persone ha bisogno di occhiali per poter leggere. Comprandomi un paio di occhiali con una certa magnificazione, tutto è cambiato. Oh, potevo di nuovo leggere. Prima ero diventato cieco quasi in riguardo alla lettura dei libri. Gli occhiali mi hanno eliminato la mia cecità. Oggi i miei occhi sono sempre più deboli. Ho bisogno di un tipo di occhiali per poter leggere e poi un altro tipo per poter vedere a distanza e per poter guidare. Uso due tipi, uno per leggere e uno per guidare. Pietro in questi versetti ci sta dicendo che questi attributi presenti e crescenti nella nostra vita funzionano come occhiali spirituali per noi. Ci proteggono dall'essere ciechi o miopi, spiritualmente parlando. In più, questi attributi presenti e crescenti nella nostra vita ci guardano dall'inciampare o dallo sviare dalla giusta via. Vicino a casa nostra, a Sistiana, c'è un sentiero molto bello, panoramico, che costeggia la riserva naturale delle Falesia, fra Duino e Sistiana. Si chiama il sentiero Rilke. Però se uno non è cauto quando passeggia su questo sentiero, potrebbe diventare molto pericoloso, perché basta un passo falso vicino al precipizio e si cade giù diversi centinaia di metri nel mare. Quasi ogni anno qualche persona o più di una persona camminando su questo sentiero scivola giù e muore. Quasi ogni anno. È un sentiero bellissimo e vale la pena fare una passeggiata là. Ma domanda, chi fra di voi vorrebbe fare una passeggiata su questo sentiero di notte senza una pila o una luce o quando c'è una nebbia fitta? Io per primo non lo vorrei nemmeno farlo per $1 miliardo. No. Perché? Perché senza la luce, senza poter vedere bene, sarebbe stato troppo facile inciampare o sviare dalla giusta via del sentiero e scivolare giù nel mare. E poi, storia finita su questa terra. Pietro sta dicendo qui che questi attributi presenti e crescenti in noi funzionano come una luce per noi e ci guardano, ci proteggono dall'inciampare, dallo sviare dalla giusta via del nostro cammino con Cristo. In ultimo,
questi attributi presenti e crescenti nella nostra vita ci facilitano il nostro ingresso nel regno eterno di Dio. Non so di voi, ma so che quando noi come famiglia facciamo un viaggio lungo come famiglia, cioè io cerco sempre la via più facile per arrivare alla nostra destinazione. Qualche anno fa, io con i 2 figli, adolescenti, forse in quei tempi erano già di una certa Gabriele era ancora adolescente, Laura un po' forse 20, 21, 22, e andando in vacanza in Svizzera abbiamo sbagliato una strada e siamo imbarcati su una strada in montagna che sì, ci ha portato alla nostra destinazione, ma con quale fatica e paura. Abbiamo detto dopo, mai più su questa strada, anche se dobbiamo fare 100 chilometri in più per evitarla. C'era un punto che, diciamo, non c'era il guardrail, diciamo, se andavo giù proprio lì, e basta un piccolo sbaglio. E dice, caspita, mai più su quella strada. Vogliamo fare la strada più semplice, che facilita il nostro ingresso alla destinazione, non una strada che ci complica la via e la vita. Satana e i suoi angeli maligni faranno del tutto per complicare la nostra via, la nostra vita, il nostro ingresso in cielo. Ma Pietro ci insegna qui che questi attributi presenti e crescenti nella nostra vita ci facilitano il nostro ingresso nel regno eterno di Dio. Allora, conclusione. Qual è la nostra risposta al discorso di Pietro? Dobbiamo darci da fare. Dobbiamo mettere tutto il nostro impegno, dobbiamo impegnarci al massimo. Dobbiamo essere diligenti a lavorare sodo per perfezionare vari aspetti del nostro carattere. Allora, come veri friulani, iniziamo a lavorare. Vogliamo pregare.